Il primo weekend da capolista solitaria può essere speciale, ma può essere anche portatore di responsabilità, specie se di fronte c'è un avversario che tutto è meno che spacciato. Amici di Sportisi, bentrovati da Francesco Cammuca. Siamo allo stadio comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Fulgatore, anticipo della 10ª giornata del campionato di promozione Sicilia Girone A. Lancio di Cina, ancora a cercare di premere la corsa di Giglio. Giglio, la sterzata, passa in mezzo a due, ancora Giglio in area, va giù, non c'è nulla. Secondo il direttore di gara, contatto tra Saul Castiglione e Giglio. Poi mette in mezzo, cerca Lucera, il controllo, spalla alla porta di Lucera con finta. Lucera fronteggia contro Genna, in mezzo cerca il tacco fiorentino che poi arriva! E la palla esce di pochissimo sul tapin di Fiorentino, occasione Bagheria. Sono in 5 in barriera per il Fulgatore, fischia l'arbitro, la rincorsa di Perricone, la palla bloccata senza grossi problemi da Grimaudo. C'è il fischio e la battuta del calcio d'angolo, la palla che spiove, non arriva Cina, arriva per primo Andrada che sbuccia il tiro, poi Perricone la difende. Conclusione di Costa e palla che si perde fuori di pochissimo. Passa ai centrali dove c'è solo Andrada e il lancio di Andrada per Giglio. Giglio prova a prendere velocità, passa su Cirrone, il contatto, non c'è nulla secondo il direttore di gara anche questa volta. Intanto occhio alla battuta dalla bandierina di Raimondo Lucera, effetta a rientrare col destro Lucera, per poco non trova il gol olimpico, la smanacciata fuori Grimaudo, calcio d'angolo. Pallone fiondato verso l'area, l'anticipo su Fiorentino, subentra Lucera, ancora Fiorentino, fermato forse con un fallo Lucera, l'arbitro fa giocare. Andrada per Giglio, forse un altro fallo, Giglio! La sblocca Giglio al 36esimo, ci pensa lui, tanto cercato dai compagni nel primo tempo, l'abbraccio con Giorgio Stassi, ma quel che conta di più è che il Bagheria finalmente è riuscito a sbloccarla, è 1-0. Lucera con recupero palla, prova a scucchiaiare dalle parti di Caracappa, controllo e destro! Non può nulla Grimaudo, è 1-2 Bagheria, prima Giglio, ora Caracappa, ancora in gol il numero 8 e 2-0 per il Bagheria. D'Amico Giovanni Castiglione, lucido, anticipato da Giglio che poi lancia per Lucera, posizione regolare, grande aggancio di Lucera, Lucera davanti a Grimaudo, Lucera cala il tris, Raimondo Lucera, dopo l'assist anche il gol e la dedica per la rete del 3-0, ancora lui, sempre Raimondo Lucera. Chiama la palla a Giglio, Rama prova a servirlo in corsa, posizione regolare per il numero 11 che corre. Cirrone lo aspetta, 1 contro 1 di Giglio che converge, la palla sul sinistro, palla fuori di nulla, grande azione, ma l'ha toccata Grimaudo, è angolo allora. Caracappa con la rincorsa, effetta a rientrare per il suo destro che spiove sul secondo palo, colpo di testa e ci ha preso gusto Aldo Perricone, cala il poker. Il Bagheria, rimane fermo Grimaudo e il gol del 4-0. Aveva concluso la stagione 2022-2023 con la promozione in eccellenza, dopo un anno è riscesa tramite playout. Mentre intanto attenzione a Lucera che mette dentro il pallone, fuori gioco di Lucera e quindi non vale la rete di Daniele Rama. C'è la ripartenza con Manfredi Di Giorgio che accelera, poi tocca subito per Lucera, vuole sfruttare l'1 contro 1 con Reina. Lucera salta netto, Reina si presenta davanti a Grimaudo, Lucera 5-0, pokerissimo servito e doppietta per Raimondo Lucera che serve il bis. Dopo il gol nel primo tempo diventano 5 i gol della capolista che vola. La giocata corta per Reina, poi occhi pinti, pressato, recupera il pallone il Bagheria, Lucera per D'Amico, cerca il primo palo, trova l'esterno della rete del comunale. Lavori che dovrebbero terminare, si spera, entro la fine del 2024. Gallina per il 6-0, gioia e gloria anche per lui che controlla, batte Grimaudo che rimane di sasso, diventano 6 i gol del Bagheria che chiude il primo set
questa verticale a cercare Conventi che sfugge alla marcatura di Perricone. Conventi sull'uscita di Cagnina e la palla che esce neanche di troppo, rischia qui il Bagheria. Grimaudo col lancio, Fulgatore che rilancia, alla fine finisce la partita, finisce 6-0. Il risultato di Bagheria 6, Fulgatore 0, doppietta per Lucera, gol nel primo tempo di Giglio e di Caracappa nella ripresa di Perricone e di Gallina, quota 27 raggiunta.